Allora, dicevamo, la cucina meridionale cerca alternative al gusto delle spezie orientali, costose tra l'altro, molto costose. Dal punto di vista dell'esecuzione, perché anche questo è interessante, queste formule propongono in maniera essenziale, schematica e rapida e con terminologia molto semplice delle tecniche piuttosto elementari, molto semplici, come sminuzzare gli ingredienti nel mortaio, la lessatura e la cottura al forno. Tuttavia, cosa abbastanza rara, dicevamo, segnano in maniera abbastanza dettagliata la quantità degli ingredienti e i tempi della preparazione. Soltanto in pochi casi propongono dosaggi generici e approssimativi e di tipo essenzialmente poi mnemonico, sui quali il cuoco si occupava, diciamo, secondo la sua sensibilità, con espressioni come secundo vi piacerà, como vi parirà, quanto voliti secondo la quantità che voliti fari o quantum satis est. Queste sono le formule diciamo equivalenti del nostro quanto basta o a vostro gusto. Generalmente, dicevamo, gli ingredienti sono abbastanza, cioè quantificati in maniera abbastanza precisa. Spesso nella coda delle ricette vanno aggiunte raccomandazioni utili per la buona riuscita del piatto. Per esempio, nota che gli zagari si vonno, cioè si devono asciugare per 3 dì all'ombra, no? Cioè stai attento che la zagara andrà asciugata all'ombra per 3 giorni. Oppure nota che i ditti lasagnetti volino essere fatti longhi e non tundi, cioè falle lunghe e non falle tonde, di sorta che piegati parano naturalmente cannella, per cui falle piatte e lunghe devono assomigliare naturalmente alla cannella. Oppure se vogliono fare indì che sia tramontana, insomma, utili suggerimenti per la preparazione dei piatti, che si aggiungono appunto alle preparazioni, cioè sequenza, quantità e alla fine suggerimenti per la miglior riuscita. Qualche volta, secondo un uso consueto nella tipologia dei ricettari, accade appunto che suggeriscano qualche variante alternativa o qualche aggiunta di ingredienti, per esempio si voliti, si la vuoi fare, lasciando poi agli esecutori la scelta dell'esecuzione finale. Come nei ricettari, la struttura testuale è ripetitiva e semplice, i titoli sono sempre preceduti da una ricetta per fare acqua rosa, ricetta per fare mortadelli. Diciamo che non sono rare anche qui, e queste sono interessanti per i linguisti, per esempio, le formule stereotipali conclusive, clarum est, fiat, eccetera, eccetera, oppure le ditologie sinonimiche, per cui le coppie di significati in cui il secondo membro chiarisce il primo, per esempio picare, seu, pistare, piccati, seu, pistati, prendi degli ingredienti che siano piccati, seu, pistati, oppure cervellati, seu, sasizzuni, spissu, seu, strittu. Insomma, questo dovrebbe darci
In conclusione, il senso appunto di cosa doveva essere, come procedeva un ricettario di cucina medievale. Procedeva per accumulazione di ricette. Diciamo che in generale diciamo che l'anonimato, il rispetto per la fonte, non è un grande valore medievale, non si sta molto attenti a segnalare esattamente quale sia la fonte di una ricetta, anzi è molto raro, ma queste vengono trascritte e accumulate in libretti e libelli volanti che poi finiscono a confluire in ricettari più ampi. Questo tuttavia, ripeto, sembra, almeno nella sua compagine, questo libro sembra derivare da una compilazione di Alfonso d'Aragona. Ciò non toglie appunto che sia una importante e preziosa testimonianza di cultura gastronomica siciliana che non tutte le regioni d'Italia possono vantare. La prossima volta parleremo di un altro importante e interessante ricettario, che è quello di San Martino alle Scale di Palermo, che va introdotto però nel tema della cucina benedettina, mentre questo in realtà, detto molto all'ingrosso, dovrebbe in qualche maniera riflettere gli usi della corte di Alfonso, dunque come si mangiava in una corte nobiliare o addirittura in una corte regia. Grazie per il momento per l'attenzione, proseguiremo a breve. Grazie.